Assessore Pizzimenti, parte il 29 giugno il nuovo collegamento marittimo tra Trieste, l'Istria e Lussempiccolo, un collegamento ampliato e più conveniente. Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che le tariffe sia singole che quelle per famiglie sono diminuite rispetto all'anno scorso, quindi siamo molto contenti anche di questa gara come è andata a finire. Poi dobbiamo dire che l'aliscafo è nuovo praticamente e quindi ha un comfort, è una possibilità anche di avere 10 biciclette al suo interno che dà la possibilità di questa intermodalità tra nave, quindi tra barca e bicicletta, quindi un turista anche con la bicicletta può raggiungere Lussempiccolo, poi anche quelli dall'Istria e dalla Croazia possono venire a Trieste e visitare Trieste. Siamo su base triennale, quindi c'è una programmazione più ampia. Assolutamente sì, è stata questa anche un'altra innovazione, abbiamo messo una cifra molto consistente che è oltre 2.600.000 euro di questa gara, che dà la possibilità di programmazione sia al privato che mette a disposizione la barca, ma anche per noi perché riusciamo dal prossimo anno a aumentare di un mese il servizio, quindi quest'anno avremo 3 mesi, il prossimo anno 4 mesi e nel 21 ancora 4 mesi di questo servizio, quindi un grande risultato sia dal punto di vista economico-finanziario ma anche come servizio.